Potrebbe essere il preludio alle dimissioni, l'autosospensione da parte del presidente della regione Rosario Crocetta sull'onda delle polemiche per le intercettazioni della telefonata col suo medico Matteo Tutino, che parlando di Lucia Borsellino ha detto va fermata, va fatta fuori come suo padre. Non ho sentito la frase su Lucia, forse c'era una zona d'ombra, si difende il presidente, tant'è che io al telefono non replico. Se avessi sentito quella frase, non so, avrei provato a raggiungere Tutino per massacrarlo di botte, forse avrei chiamato subito i magistrati, non so, sono sconvolto, provo un orrore profondo. E replica a chi chiede se ha intenzione di dimettersi. Dimettermi, sono accusato di qualcosa, ho fatto qualcosa. Il destino della Sicilia può essere legato a una frase che non ho sentito, pronunciata dal mio medico, non so. La stessa Lucia Borsellino ha timidamente e pacatamente commentato: mi sento intimamente offesa, provo un senso di vergogna per loro. Mi sento intimamente offesa, certamente, e poi provo anche un senso di vergogna per loro. Credo che ogni altra parola in questo momento sia assolutamente superflua. Il quadro che emerge è un quadro veramente triste, nel quale si comprende qual è il clima nel quale sono stata costretta ad operare. La Borsellino si era dimessa il giorno dopo l'arresto di Tutino, medico personale di Crocetta. Al suo posto il governatore ha nominato assessore il capogruppo del PD all'Ars Baldo Gucciardi. Intanto il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, braccio destro di Renzi in Sicilia, chiede un passo indietro al governatore. Inevitabili dimissioni, Crocetta e nuove elezioni. Quelle parole su Lucia Borsellino, una vergogna inaccettabile. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il premier Renzi ha chiamato Lucia Borsellino per inviarle un abbraccio di solidarietà. Intanto Davide Mattiello, membro del PD della commissione antimafia, dice: quando Tutino al telefono dice che Lucia va fatta fuori come il padre, Crocetta tace. Quel silenzio al telefono può avere molti significati. Conosco Crocetta da quando era sindaco di Gela e voglio credere che non sia stato un silenzio compiacente. Voglio credere che in quel silenzio ci fosse già di fatto una presa di distanze, ma è importante che Crocetta lo spieghi.